Buongiorno ragazzi, dunque oggi è Santo Stefano e faremo un video della parte non solo grave, cioè per eliminare un po' i bagordi del giorno precedente, dunque i panettoni che sono stati un po' in eccesso. Ci faremo una bella camminata qui nelle campagne trevigiane con partenza da Badoere. Avete visto un po' qui la piazza fantastica e raggiungeremo i Fontanassi. Il percorso è abbastanza corto, niente di particolari, sono, come vedete qui, 5 km e 1. Bene ragazzi, state con me e non abbandonatemi. A dopo! La rotonda di Badoere è una delle barchesse più famose del Veneto, risale alla fine del Seicento grazie alla famiglia dei Badoere. È una struttura imponente, nata per ospitare una serie di botteghe in un semicerchio e abitazione sull'altro, con una grande piazza per il mercato dove si affacciano una chiesetta e il palazzo dell'attuale municipio. Il ponte dei Tre Confini sorge nella parte iniziale del Sile in corrispondenza dei comuni di Badoere, Levada e Ospedaletto, tra le province di Padova e Treviso. Si tratta in realtà di due mulini che si fronteggiano. Quello di destra, detto della Casa Rossa, era da Frumento ed è sotto Levada. Quello di fronte era da Grano Turco, sotto Ospedaletto. Gli ultimi mugnai furono i fratelli De Nardo nel 1938. Gran Bosco dei Fontanassi. Sono chiamati Fontanassi le risorgive da cui le acque pluviali provenienti dalle montagne salgono in superficie spontaneamente, dando così vita al fiume Sile. Qui si possono ammirare le polle di risorgiva più grandi e più antiche, chiamate de Acqualonga e del Prete, nella fitta boscaglia e sul suolo composto prevalentemente da torbe.
qui ragazzi ci troviamo alla Grande Quercia, una farnia secolare all'interno del Gran Bosco dei Fontanassi. Allora, qui ragazzi sto camminando sopra una passerella di legno fatta appositamente sulla torbiera, cioè un ambiente naturale dove si accumula la torba, un materiale organico che si forma in ambienti molto umidi. Fontanasso de Coa Longa, termine in dialetto veneto che significa fontanazzo della coda lunga. Qui è dove l'acqua esce zampillando dal terreno, per poi scorrere in vari rivoli fino a creare il fiume Sile tra i comuni di Piombino Dese e Vedelago. Ecco ragazzi, dunque abbiamo finito il nostro giro che ha misurato circa 5 km, l'abbiamo fatto a piedi, ovviamente come avete visto prima. E niente, adesso andiamo a mangiarci un buon panino con un bicchiere di vino, come dice Giovanotti, e dai Fontanassi. Un saluto, alla prossima, ciao!